Ben ritrovati a Diffusion, un'altra settimana inizia oggi, un'altra settimana da passare insieme. L'ultima del 2012, la prima del 2013, allora perché non iniziarla nel migliore dei modi, in musica con i Giacarta Caffè. Ciao Deborah, grazie della linea e anche quest'oggi siamo qui a riproporvi un nuovo gruppo musicale e siamo qui insieme a Stefano. Ciao Stefano, ciao. E il gruppo di cui parliamo oggi sono Stefano Dall'Osso e i Giacarta Caffè. Presentiamo un po' il vostro gruppo. Giacarta Caffè è un nome particolare, da che cosa è nato? L'idea era, è nata in macchina una serie insieme ad alcuni dei musicisti del progetto originario e c'era la voglia di ricercare un nome che evocasse un posto d'incontro ma esotico, quindi infatti richiama un po' un club, un locale. Esatto, un caffè come quelli dove i poeti di inizio Ottocento cominciavano a incontrarsi per scambiarsi le loro opinioni, per raccontare le cose che avevano in testa, e Giacarta in realtà è un posto esotico, quindi è il nome di una città, anche se è scritto in maniera diversa. È scritto con la J, giusto? Con la J, okay. E poi ha l'accento ovviamente caffè, sul caffè. Spieghiamo un po' a casa, tu sei autore, compositore, voce, vocalist anche, ovviamente tutti i brani, i testi sono ideati e creati da te. Quindi c'è un'impronta un po' latina, un po' brasiliana, un po' etnica. Come ti sei espresso, insomma, con questo genere? Allora, il progetto si rifà alla tradizione della musica d'autore italiana, però io racconto sempre durante i miei concerti una storiella che i fan del Giacarta conosceranno bene. Parlo di questo caffè francese, tipo quelli che possono trovarsi ai piedi di Montmartre, dove scrittori, poeti si incontrano a parlare, mangiare, bere, fumare, oppure anche non fare niente. Ma questo caffè in realtà, così fatto, è dall'altra parte del mondo, quindi pensiamo a Giacarta, dall'altra parte del mondo dove il clima è appiccicoso, dove piove sempre, dove ci sono odori strani, incensi alla cannella, tè al gelsomino, tè verde, Mi sto già proiettando verso un posto esotico bellissimo dove magari c'è anche la pasta al pomodoro. Esattamente, e quindi in tutto questo però c'è pasta al pomodoro e vino italiano, quindi tutta questa storia che se vogliamo è molto evocativa, in realtà che cosa mi riporta alla mente? Mi riporta alla mente una radice forte italiana, però con influenze che la trasportano in tutto il mondo. Infatti musicalmente la ricerca di questo progetto è fatta proprio sui testi, una ricerca sui testi importante, con una contaminazione sonora del jazz degli inizi secoli, dell'inizio del Novecento, e con ritmiche tipicamente afroamericane, centroamericane e latine. Diciamo che i tuoi testi poi non sono molto non diciamo semplici, però sono da interpretare, nel senso che insomma c'è proprio un linguaggio un po', diciamo, non arcano, ma è una ricerca particolare e strana di questa musicalità, no? Sì, mi piace molto giocare con le parole, con i suoni. Ti racconto fra l'altro un aneddoto che mi viene in mente. Quando il produttore in sala di incisione stavo registrando la voce e non era convinto su alcune cose, diceva con il tecnico del suono di fare molta attenzione alla voce e diceva: bisogna che escano bene le parole, perché questo non è sapore di sale, perché sapore di sale è sapore di sale, la capiscono tutti. Certo. E invece i tuoi brani sono un po' di nicchia e molto molto particolari. Infatti adesso io lancerei, se tu sei d'accordo, il primo brano e facciamo sentire a casa che cosa? Mi Alma, che è un po' la storia di tutti i musicisti che non sono diventati famosi, se per famosi intendiamo televisione, tutti quei mezzi di massa. Bene. È un po' la storia di queste avventure o disavventure di musicisti che si trovano per strada. Allora facciamo sentire Mi Alma.
stessa storia ogni volta, sempre lo stesso odore dietro la porta del camerino di questa banda, e lui magnaccia dell'Isis e della stecca, si permette ogni volta di dire così non va, sempre lo stesso puzza ogni volta, sempre le mani unte, mentre paziente conta e riconta sotto al suo neon il valore supposto dell'anima del contrabbasso, che fremente vibrante regala il passo di questo jazz. Suspendido, sal sonoro, movimiento, turbamiento, encendida en agonía, esta mi alma. Sempre lo stesso peso ogni nota, quando si abbatte truce sopra la schiena come vigliacca casualità, al momento del pagamento solitamente più turbolento del solo di tromba di questo jazz. Come ogni volta, sempre, ogni volta ancora, striscian la pelle calda e me la sbatton davanti al naso, diligentemente, ostentando le trasparenze e le evidenze, e ignorando che queste note sono solo per te. Suspendido, sal sonoro, movimiento, suspendido, sal sonoro, movimiento, turbamiento, encendida en agonía. Esta mi alma, esta mi alma, esta mi alma. Sempre la stessa storia, sempre la stessa storia, sempre la stessa storia ogni volta. Bene Stefano, mi sembra di essere andata a Cuba, mi sembra di essere assolutamente lì. Diciamo che questo sound si percepisce perfettamente. I testi sono totalmente scritti da te, quindi come dicevo prima sei un artista a 360 gradi e questo stile, spieghiamolo un po' a casa, è uno stile jazz latino, giusto? Sì, diciamo che è come un'evocazione, no? I suoni ricordano molto quegli anni, gli anni del jazz anni 50, gli anni in cui le persone si accalcavano nei locali a New York per ascoltare sassofonisti, batteristi, trombettisti che inventavano queste note strane. E invece tutta la parte ritmica è tipica dei paesi latini, dove la popolazione africana nei secoli precedenti deportata si era mescolata con le popolazioni europee, quindi tutta la melodia viene dalla musica italiana, dalla musica francese e queste percussioni, questi ritmi travolgenti sono tipici della tradizione africana, dove suonavano le cose. Io sono stato a Cuba, fra l'altro ho fatto un viaggio. Infatti so che questo viaggio ti ha un pochino, diciamo,
rigenerato e stimolato nuovamente su questo Mi ha affascinato molto, sì. Il bello è camminare per strada e vedere che chiunque suona quello che c'è, dai barattoli ai bidoni del petrolio che hanno lasciato gli La americani. musica poi si crea, no? Si crea così, fondamentalmente. Esattamente. Dimmi un attimo, Stefano, io so che tu hai scritto anche un libro, se non sbaglio, quindi sei anche autore di Calanchi, che è un'edizione che è stata pubblicata da Firenze, giusto? L'autore Libri Firenze, sì, è un editore di Firenze, è un libro che anche questo gioca molto con le parole, con la fantasia, sono racconti, sono favole per persone adulte in realtà, ed è un gioco che mi sono divertito a fare, che è stato pubblicato ormai qualche anno fa in realtà, e che si trova, non direi non più in commercio, ma molte biblioteche della zona sono fornite di questo libro. Bene, io lancerei a casa un assaggio con il secondo brano appunto del tuo sound, così rendiamo ulteriormente l'idea, e se non sbaglio si intitola Baciami se vuoi. Sì. E non è una proposta. Bene, lanciamo il secondo brano, prego. Baciami se vuoi, ma fallo in fretta. Assaggia questa spalla, odora di farfalla. Poi spegniti nell'ombra della stanza senza urgenza, fallo senza respirare, né pretendere di avere o dare. Baciami se vuoi, assaggia piano quell'umido di alito, poi fuggi senza l'abito dalla circostanza col pretesto della timidezza, con il giusto passo, il giusto movimento d'anca, e ridi, fallo di nascosto mentre vieni, fingendo di non osservare, ridi, scosta i 4 veli e mostra cosa vedi, succhiando questo soul. Sfuggimi se vuoi, ma fallo in fretta. Dimentica il mio nome, dimentica il tuo nome, e smetti di sfogliare tra le pagine dei libri dove hai rotto la tua muta, scoperta tua insaputa. E baciami se vuoi e fallo in fretta, che questa bocca fugge, rapace e poi rapita, poi tesa e stesa bagna un sorriso indeciso. Fallo in fretta, ti ripeto, poi nascondi il tuo segreto. Ridi, fallo di nascosto e basta poi andare, fingendo di non ricordare. Ridi, solo che stavolta no, che non mi vedi, dimentica questo soul. Dimentica questo soul. Ed eccoci di nuovo qua.
Beh, direi che dopo aver ascoltato appunto questa canzone non si può che essere rilassati. Il tuo stile jazz, diciamo che latino insieme, insomma, ha molta influenza anche a casa, secondo me. Io volevo anche dire ai nostri amici a casa che il Jakarta Caffè e tu Stefano ovviamente avete già comunque pubblicato un album nel 2009. Sì, c'è un album in commercio, si chiama Club Latino, che è il titolo anche di una canzone. È un titolo anche molto chiaro, che l'etichetta ha voluto utilizzare per dare un'idea diciamo più diretta di che cosa c'è all'interno del disco. Ti avevo lasciato una copia sì, che è qua. Facciamolo questo vedere, è il disco, prego. Che si trova in tutti gli store digitali. Non ci sono più copie in commercio, ma è acquistabile solo elettronicamente in tutti i siti del mondo, da iTunes, Amazon, eccetera. E ok, ho fatto... Questo ovviamente me lo tengo io, sia chiaro, questo copia di free. Allora, a livello di impatto, tu hai diverse influenze, diciamo anche sullo stile di grandi autori italiani come appunto Paolo Conte, Caposella, Camarier, e poi c'è anche tutto il discorso dell'influenza del jazz come Tom Waits, o sbaglio? Sì, questa musica è stata spesso accostata a questi autori. In realtà sono autori che io amo molto ma che non mi hanno influenzato direttamente. Sicuramente Tom Waits, che è un autore americano, molto importante artisticamente e poco conosciuto in Italia, mi ha trasmesso molto il suo modo di fare musica, ascoltando i suoi dischi. Io ho tutti i suoi dischi dai primi, il primo fra l'altro è stato pubblicato nel 1971, che è l'anno in cui io sono nato, quindi c'è una sorta di coincidenza, sincronia, diciamo, probabilmente cabalistica. Esatto, non tanto casuale. Bene, lanciamo il terzo brano. Vieni via con me, quindi tutti i testi che penso che oggi siano degli inviti a questo punto, perché le canzoni dicono tutto. Bene, a te Stefano con l'ultimo brano. Vieni via con me, mettiti in tasca solo i tuoi pensieri, vieni via con me, senza un biglietto per lasciare scritto dentro il tuo cassetto cosa si prova ad osservarsi dolcemente da un punto più lontano. Vieni via con me, voglio scoprire quello che è nascosto dentro quel sogno che ti porti dentro, camuffato e silenzioso, ma nel fondo nero dei tuoi occhi si mostra la fatica di come lo trascini. Vedi amore mio, io non so dov'è il paradiso, ma immagino che sia lontano da qui. Vedi amore mio, mi son chiesto se c'è un posto dove i miei pensieri possono volare in alto, lontano da giudizi e pregiudizi. Vieni via con me, quando ti scriverò di piccoli dolori stupidi, ma che colpiscono impietosi punti nostri più segreti, facendoci ridere, piangere, pregare, gridare, stare male. Vieni via con me, non è un invito, non è un desiderio, vieni via con me, perché è già questo che la tua mente sta facendo ora, senza i tuoi occhi, senza le tue mani, senza la tua voce. Vedi amore mio, io non so dov'è il paradiso,
immagino che sia lontano da qui. Vedi amore mio, mi son chiesto se c'è un posto dove i miei pensieri possono volare in alto, lontano da giudizi e pregiudizi. Immagino che sia lontano da qui, lontano da qui, lontano da qui, lontano da qui. Vedi amore mio, mi son chiesto se c'è un posto dove i miei pensieri possono volare in alto, lontano da giudizi e pregiudizi. Andare mai, vedi amore mio, io non so dov'è il paradiso. Bene, eccoci di nuovo qua. Beh, io direi che bisogna lasciare a casa questo sentore di essere su una spiaggia cubana sorseggiando appunto del buon vino rosso, e quindi direi di lasciarli semplicemente con questa atmosfera e diamo i saluti. Che cosa ne dici? Sì, come vorrei... contatto anche, dove vi trova? Come Giacarta Caffè, come Stefano Dall'Osso, il pubblico? Allora, sul sito www.giacartacaffè.com con la J e la K, oppure www.stefanodallosso.com. Vorrei, se mi permetti, presentare i musicisti con cui collaboro, Certo. che fanno parte di Giacarta Caffè in questo periodo, che sono Giovanni Sandrini alla chitarra, e Antonio Tuccino al basso, poi c'è il mitico e storico Leo Pestoduro, che è un batterista che è fondatore degli Schiantos, che molti conosceranno, che adesso, con cui è nato questo connubio e questa amicizia, e Tullio Sartori, che è un percussionista, anche lui con un background molto forte di musica latina. Bene, perfetto, abbiamo dato insomma a casa tutte le informazioni del caso e noi vi salutiamo e ci godiamo un pochino di questo jazz ancora. Ridiamo la linea a Deborah. Ciao! Ciao! E allora buon Capodanno a tutti, divertitevi ma fatelo sempre con coscienza. Io vi aspetto domani per la prima puntata del nuovo anno qui su Diffusion. Domani parliamo, come ogni martedì, di legalità e di diritti e parliamo di quello che si può fare quando ci si trova con una vacanza rovinata. Ciao, buon anno!